Va ora in onda la rassegna stampa. Non lo so, io non so chi ha lasciato questa notte queste mutande sul mixer, però sono belle. Non sappiamo cosa succeda di notte negli studi di Radio Libertà, però ragazzi, mutandine da uomo, questi sono dei boxer, dei pantaloncini direi, con scritto Radio Libertà, e poi un paio da donna, Radio Libertà e la striscia Love, 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 ma stupende ragazzi miei. Beh, complimenti per il gusto e naturalmente ora questa è la verità, alla fine lo dobbiamo dire, qui a Radio Libertà siamo rimasti in mutande, ma che mutande signori, belle. E queste naturalmente fanno parte dei tanti gadget che Radio Libertà vi regala se ci venite a trovare qui nei nostri studi. Guarda che bella immagine, è proprio le mutande sul mixer con dietro tutti i monitor. Adesso ne faccio una magari anche a Simone. Buongiorno Simone, con le mutande in mano, che rende proprio l'idea carina. Se ci venite a trovare in mattinata, nel pomeriggio, fino alle 8 di sera, siamo aperti qui negli studi di Radio Libertà, via Bellerio 41 Milano, metropolitana a fuoricentro, trovate anche questi gadget, oltre naturalmente alle magliette, ai cappellini, ai borsetti, il borsetto di Radio Libertà splendido, e è chiaro, siamo in attesa ancora delle famose calamite, quelle da attaccare al frigorifero o al forno microonde con l'effigie di Sammy Varin, ma mi hanno detto che è roba troppo raffinata, non Sammy Varin, è la calamita, e che non è facile, viene a costare troppo, insomma sono andato sul difficile questa volta, vedremo. Intanto io ci scherzo, ma grazie davvero, anche ieri ci sono venuti a trovare un signore, una signora, per darci qualcosa in che senso? Un emolumento. E certo, qui a Radio Libertà viviamo anche grazie al vostro sostegno economico, e chi può venire ci fa felicissimi, anche solo 10 minuti, vi offro un caffè, si fa 4 chiacchiere di politica naturalmente, e poi quei 5, 10, 50 euro che ci potete dare, e noi vi siamo debitori per tutta la vita. Chiaramente non tutti potete passare da qua, chi ci segue da Canicattì, ma basta che vada in posta. Conto corrente postale 37671294, lo intestate a Radio Libertà Milano e ci mettete sulla cifra 5 euro come contributo volontario, ad esempio. Facilissimo. E ne vedo tantissimi, ogni tanto l'amministratore scende giù con la faccia tutta contenta e mi dice: Sammy Varin, guarda quanti 5 euro sono arrivati. Siete delle bestie veramente. Grazie anche a chi sbircia il nostro sito internet www.radiolibertà.net. Oltre a essere un bellissimo sito di controinformazione, dobbiamo ringraziare i colleghi giornalisti che ci lavorano, è anche un sito dove potete riascoltare le nostre trasmissioni attraverso il podcast, le potete scaricare e inviare a parenti, amici, fratelli, sorelle, ma anche qui potete donare qualcosa a Radio Libertà. Il tastino in alto a destra c'è scritto Dona ora, e attraverso una carta di credito o un bonifico potete darci quello che potete. Grazie a nome di tutti, perché lo sapete, il primo che ne ha bisogno sono io, il primo che apre la radio, che fa la rassegna stampa con un computer comunista, ma questo è assolutamente secondario, anzi so che in fondo vi piace questa cosa che ogni tanto mi sbatte fuori dal programma e io protesto. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, sono proprio io, Sammy Varin, che anche oggi vi tiene compagnia con questa, tra virgolette, rassegna stampa. Vi metto sul tavolo gli argomenti del giorno, quelli che penso che siano per voi interessanti, quindi non è una rassegna stampa come quella degli altri canali, forse per questo che abbiamo un pubblico
molto più interessato degli altri, e molto per questo, anche per questo, perché no, per questo mi state condividendo in tantissimi su Facebook e io vi ringrazio, perché siamo in onda anche sulla pagina di Lega Salvini Premier su Facebook, che è già seguitissima, e ho notato che siete in tantissimi che andate a cercare la rassegna stampa, poi schiacciate il tastino condividi e la passate anche sulla vostra pagina Facebook o la inviate a parenti o amici tramite WhatsApp. Perché? Perché attraverso il colloquio con questo laboratorio musicale che si chiama Radio Libertà si riesce a capire qualcosa di più. Capito? E allora, per farvi felici, ecco il primo zuccherino della giornata. Come volevate voi? Il quotidiano Il Manifesto, eccolo qua. Cosa titola oggi il quotidiano Il Manifesto? Campominato. Già, perché oggi, se non lo sapevate, partono i mondiali. E cosa succede? Soprattutto cosa importa a noi dei mondiali? Sammy Varin è assolutamente felice che l'Italia non ci sia. Cos'è la terza volta? Va bene, non importa. Che ci volete fare? Facciamo schifo e facciamo schifo. Tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera. Cominciano in Messico, USA e Canada i mondiali della segregazione. Alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il RAS della Casa Bianca, penso si intenda Trump, ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. Campominato. Gliene faranno di tutti i colori. Vabbè, se siete interessati, tu dici, guarderemo la partita solo per vedere cosa combinano fuori dal campo, ma per favore, fuori dal campo, sempre il Manifesto, qualcosa succede a Belfast, ad esempio, e il quotidiano comunista Il Manifesto titola infatti Belfast, il pogrom che non ti aspetti. Rifugiato sudanese tenta di decapitare un bianco, social scatenati, notte di attacchi e roghi. Bruciano per una notte le strade di Belfast. Il video dell'aggressione di un rifugiato sudanese 30 anni che attacca a coltellato uno scozzese quarantenne e cerca di decapitarlo. Infiammano prima i social e poi le strade della capitale dell'Irlanda del Nord. Adi Alid viene arrestato, ha un visto regolare come richiedente asilo. La famiglia della vittima Stephen Olgivi, che perderà un occhio, fa appello alla calma e a non diffondere falsità. Ma non basta, il tam tam sulle piattaforme batte forte, si convocano manifestazioni per fermare gli stranieri che presto diventano attacchi nella zona nazionalista dell'aggressione, ma molto di più nei quartieri unionisti. Il Sinn Féin condanna ma è in difficoltà. Si muove l'intera anglosfera di ultradestra con in testa al solito Nigel Farage, persino Elon Musk, chiamato in causa per l'uso senza più limiti del suo X, rilancia i post razzisti e dice che non sono io, è questa immigrazione incontrollata. Questo il primo dubbio che mi viene è di chi è la colpa e soprattutto Belfast, Irlanda del Nord, è quello che ci aspetta anche qua in Italia? Pensateci e scrivetemi 340 6709 659. Avete così scoperto che questa rassegna stampa si basa anche sul vostro pensiero, soprattutto sul vostro pensiero. Scrivete ciò che pensate su questo e qualunque altro argomento al 340 6709 659, soprattutto voi che magari non avete mai scritto a una radio e mai pensavate di farlo. Noi serviamo a questo, cerchiamo di trovare nelle vostre proteste delle proposte da poi portare nella, speriamo, buona politica. 340 6709 659. Certo che quello che sta accadendo in Irlanda fa piuttosto paura e soprattutto, ripeto, vediamo tanti esempi di cose che succedono anche nel nostro paese, dove per fortuna, punto di domanda, siamo un po' più gentili e non iniziamo a fare questi pogrom, il pogrom che tutti sappiamo cos'è. Pogrom fa paura soltanto la parola.
Andiamo sull'Unità, certo, perché anche l'Unità non è da meno, chiaramente un altro giornale comunista. Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba. Naturalmente a fare l'editoriale è il nostro amore di Piero Sansonetti. L'Irlanda del Nord è stata travolta da una vera e propria ondata di rivolta che ci ricorda distinto quelle degli anni 70-80, le battaglie dell'IRA, la lotta dei repubblicani, la repressione spietata del governo inglese, il Bloody Sunday. Però questa è la rivolta, perché questa rivolta è il contrario di quella che era nelle nostre menti. Quella era una lotta per l'indipendenza e contro la repressione. Questa è una grande sollevazione xenofoba. Migliaia di persone sono scese in piazza, furiose, hanno dato l'assalto ai migranti, alle persone di origini straniere, hanno assediato la comunità sudanese, hanno fatto strame di tutte le tradizioni multiculturali e multietniche. Che cosa sta succedendo? Si chiede Piero Sansonetti e poi l'articolo prosegue. Può essere interessante oppure no leggerlo. È chiaro che lo chiedo a voi. Dovrebbe succedere una roba del genere anche in Italia? Volete che succeda? Dobbiamo arrivare a questo punto di domanda? O forse è meglio agire prima? Attenzione, perché qualcuno di voi che mi conosce bene, bada ben, sa già dove voglio arrivare, chiaramente non mia sponte, ma servendomi dei quotidiani di oggi, proprio nello stesso modo come ha fatto il generale Vannacci della Lega, no? E si è servito della Lega per arrivare dove... Cazzo c'entra Vannacci? Ieri sera Vannacci dalla Gruber. L'avete visto? È chiaro che bisogna commentare Vannacci. E cosa faccio finta di niente? Sui quotidiani oggi si parla e come di Vannacci. Ma posso dire che non me ne fotte assolutamente nulla? Ok? E allora vi porto subito su Libero. Perché su Libero? Perché quello che dice delle cose ucci piri sulla Lega che mi piacciono. Oggi ogni quotidiano parla della Lega perché ieri c'è stato il convegno, il federale, praticamente la riunione di tutti i big della Lega per decidere il futuro della Lega. Si è deciso qualcosa? Diciamo che è trapelato poco e quindi ogni quotidiano fantastica ancora, ma ci sono dei paletti carini che penso che vi piaceranno. A me piacciono. Allora vado sul Libero, partendo dal centro pagina, perché comunque questa è una frase che avete sentito da tutte le parti nei telegiornali ieri sera e che oggi leggerete su ogni quotidiano. La frase è la promessa di Giorgia Meloni, che ha detto mai una patrimoniale, e qui non possiamo che stiracchiarci. Che pacchia avere il centrodestra al governo, mai una patrimoniale. D'altronde lo pensavo anch'io mentre mi fumo i miei 50 euro. D'altronde non siamo la Repubblica delle banane, certo non siamo. Adesso non è più di moda fumare le sigarette, è meglio fumare quelle elettroniche che fanno meno male e poi sono profumate, cazzo, profumate. Non le hai provate, Simone? Non le hai mai provate, Simone? È uno che non ha mai provato niente, capite? Cioè assolutamente vergine, integro. Cioè qualunque cosa gli fai vedere lui la guarda, ma che cos'è? È fantastico, come un bambino, Simone. Ti sto facendo pubblicità, guarda che è da sposare. Volete sposare qualcuno? Scegliete Simone. Vi aspetta alla regia di Via Bellerio 41 dalle 7 del mattino. Scende davvero. Speriamo che non scenda gente strana, ma ci sono fuori militari che comunque selezionano accuratamente. No, dicevo comunque... stavo dicendo delle cazzate come al solito. Perché così? Mai una patrimoniale, e questa è la frase che ci piace tanto perché non siamo la Repubblica delle banane. Ti immagini la slime che faccia fatto mentre la Meloni diceva una roba del genere? Altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne.
Giù le imposte al ceto medio. Confcommercio dice l'Italia è ancora forte. E noi con queste frasi veramente fanculo, mi ha buttato fuori dal programma. Capite? Un momento di felicità, una volta ogni tanto, ma dammela, niente, avere il computer comunista, sappiatelo, è così. Vi prego, aiutate Sammy Varin, vedi, devo cominciare a piangere, sono questi non mollano niente. Aiutate Sammy Varin, conto corrente postale 37671294. Abbiate pietà di Sammy Varin, che è obbligato a fare ogni mattina una rassegna stampa con un computer comunista. Mai una patrimoniale, mai una gioia, ok? Direbbe la Schlein, ma soprattutto quelli di AWS, sono loro che ormai la stanno manipolando, secondo me. Bene, sono su Libero, ve l'ho detto, non tanto per questo titolo che troverete su ogni quotidiano, quanto per quello in taglio alto. E questo mi piace. Vi prego, guardatelo in radiovisione sul sito radiolibertà.net o aprite Facebook, YouTube cercando Radio Libertà, o ancora meglio, se ce l'avete molto duro politicamente a quest'ora, cercate Lega Salvini Premier. Siamo in diretta ogni mattina sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Chiaro che potete anche scaricare l'applicazione di Radio Libertà, c'è un tastino in alto a destra TV, schiacciando TV vi compare la televisione e se non vedete il faccione di Sammy Varinone leggete i quotidiani che sto leggendo io. Guarda cosa c'è scritto. La Lega rivuole Salvini al Viminale. Ragazzi, goduria massima, basta, io con questo posso alzarmi, andare a casa, sono contento fino alla prossima settimana. Fumata grigia su Zaia e il partito. Fumata grigia non vuol dire che è andato male l'incontro, eccetera, vuol dire che non si sarebbe ancora deciso nulla, che era quello più o meno che sapevamo, era un incontro interlocutorio e quindi in questi giorni si erano scritte, ci si sperticava su cose. In realtà qualcosa si è deciso, ma non è trapelato, posso dirlo? Posso dirlo. Il vertice del Carroccio, settimana prossima nuovo summit, scrive Fabio Rubini. Le oltre 3 ore di Consiglio federale della Lega svoltosi ieri a Montecitorio hanno fatto capire una cosa: nel Carroccio c'è voglia di rilanciare la battaglia politica e ritornare a salire nel gradimento degli elettori. Anche i toni, a tratti decisamente forti, hanno comunque generato un dibattito definito dai più positivo. Il piano che si sta costruendo prevede 2 mosse, una interna al governo, l'altra interna al partito. Partiamo dalla sfida più audace uscita ieri dal federale, che non ha nulla a che fare con possibili o probabili vicesegretari. La richiesta da portare alla Meloni, sono quasi emozionato, perdonami a dire questa cosa, no, non ce la faccio, e agli alleati la richiesta per far tornare subito Matteo Salvini al Viminale. Mi è caduta la penna dal dito. Cosa faccio? Rimango estasiato. Ma capite, Matteo Salvini di nuovo ministro dell'interno. L'idea era già saltata fuori lo scorso anno durante il congresso federale di Firenze, ma la strada essere subito fatta in salita era stata abbandonata perché c'era il processo gne. Rispetto a un anno fa, però, le condizioni politiche sono molto cambiate, scrive Fabio Rubini oggi sul quotidiano Libero, e prosegue a pagina 7 e io ci svolazzo subito. Il 6 aprile 2025 Roberto Vannacci si era presentato con in mano la tessera della Lega, preludio alla sua nomina a vicesegretario avvenuta il 3 febbraio di quest'anno. Oggi l'ex generale ha disertato e disconosciuto le promesse fatte a Salvini, è uscito dalla Lega e si sta costruendo un suo partito che rischia di diventare un problema per la coesione del centrodestra in vista delle politiche del prossimo anno. Da qui l'idea
I leghisti, tutti i leghisti, sono convinti che con Matteo Salvini di nuovo al Viminale si risolleverebbero le sorti sia del governo sia della Lega. Scusa, posso aggiungere una cosa? Io non ero invitato al congresso al federale di ieri, ma a parte le sorti della Lega, cioè io con tutto rispetto verso Piantedosi, che è un professionista, è un tecnico, ci vuole qualcosa di più di Piantedosi, a governare l'immigrazione, a fare il ministro degli interni. Qualcosa di più convincente, di più, posso dirlo, cattivo, con una T sola, cattivo. Non aggiungo altro, però è un mio parere personale, ragazzi. Se avete altri pareri, 340 6709 659, Nessuna bocciatura, giunge libero per Matteo Piantedosi, ma lui viene visto come un tecnico, vedi che dice le stesse cose che dico io. Con Salvini agli interni, invece, nella sua qualità di ministro politico, tornerebbe quel decisionismo, hai capito? Il decisionismo, perché adesso Piantedosi sta facendo, promulgando le leggi del centrodestra, ma non ha quel piglio, quella cattiveria, tra virgolette, naturalmente, se ce n'è uno buono è Salvini, che bisogna avere in questi casi per far rispettare le leggi, perché tu fai la legge ma l'80% di giudici e magistrati non te la applicano o la immaginano in modo diverso, la estrapolano dalla realtà, hai capito? Decisionismo, questo è quello che ci vuole e secondo me è quello che chiedete anche voi. Sto sparando delle corbellerie? Scrivetemi, grazie. 340 6709 659. In più in grado di recuperare 2 o 3 punti percentuali, magari drenando parte dei voti a Futuro Nazionale, che è il partito di Vannacci, il quale dice le stesse identiche cose che diciamo noi, renderebbe l'eventuale apporto di Vannacci superfluo per la vittoria del centrodestra. E sì, perché in questo momento il partito di Vannacci, che conta 3, 4, magari 5%, diventa davvero l'ago della bilancia, nel senso che se non entra nel centrodestra rimane un'isoletta a sé stante che fa vincere il campo largo della sinistra, e lo capisce anche un bambino. Quindi in qualche modo bisogna farlo entrare nel centrodestra se ha valori così importanti. Se perché sapete che i sondaggi sono sempre pazzi, completamente pazzi. Una situazione che converrebbe certo alla Lega, quello che nel caso l'apporto di Vannacci diventasse superfluo, che poi non è mai superfluo, è un apporto assolutamente chiaro che se entra Vannacci nel centrodestra e quindi in un possibile governo, spariglia completamente tutto il programma, cioè tira dentro cose impossibili, cioè la remigrazione è certo che la vogliamo fare, però bisogna, posso dire una brutta parola, annacquarla, fare in modo che l'Europa e soprattutto lassù, ciao, il presidente del Colle, non alzi il sopracciglio, non è facile, lo so, è una cosa brutta, perché se sei al governo devi avere quel decisionismo, ma se la metti giù brutta immediatamente ti falciano dall'Europa e anche da parte del Presidente della Repubblica. E con Vannacci qualcosa mi dice che non gli darebbero neanche il tempo di andare su. Che facciamo allora? Forse è meglio essere un po' più pacati ma decisionisti ugualmente? Ditemelo voi. 340 6709 659. Vai al governo, inneggi la 10ª MAS. Secondo te cosa ti dice l'Europa? Insomma, cioè, allora preferivo buon anno con il pesce, Allora, cosa c'è da ridere? È il bel pesce. Quindi, ok, appunto, con un Vannacci in maggioranza ci sarebbero problemi a gestire i rapporti in Europa e col Quirinale, ma dice le stesse cose che dico io. Adesso sono ventriloquo di Libero oggi, soprattutto su alcune posizioni di politica estera caldeggiate dall'ex generale Ucraina, eccetera, eccetera. Una Lega forte potrebbe convenire anche a Forza Italia.
Tajani, che ha già detto in accordo con Marina Berlusconi e establishment azzurro mai alleati con Vannacci, lo ha detto Tajani, sa benissimo che il Carroccio è forza di governo affidabile. Un po' meno Forza Italia, perché a me sembra che strizzi sempre di più l'occhio al PD. Non è che si potrebbe sostituire Forza Italia con Vannacci? Che battuta! Il pressing su Meloni e gli alleati partirà già in questi giorni. Cioè il pressing per fare Matteo Salvini ancora ministro dell'interno, ragazzi. Io non dormo più la notte. Cioè, questo blocca di nuovo i porti, capito? Cioè, ha visto alla fine che si può fare? Si può fare! Li blocchiamo i porti? Mi piace. La Lega vuole fare in fretta, sono sempre su Libero, mi sto menando via, scusatemi, ma non è come avere un piatto di pasta asciutta enorme, di quelli che piacciono a me, e cosa faccio? Lascio lì un po', gnam, me la mangio tutta, sto mangiando, gnam, gnam, gnam. Quindi il pressing su Meloni e gli alleati partirà già in questi giorni, la Lega vuole fare in fretta perché già a settembre lancerà la campagna elettorale verso le politiche. A proposito, noi facciamo le primarie a Milano, per capire chi sarà il sindaco. Restate all'ascolto, e farlo con Salvini che torna a bloccare i porti. Ma cazzo, dice tutto quello che dico io questo, ma l'ho scritto io questo articolo, ma dai, sarebbe utile per arginare Vannacci, capito ragazzi? Cioè Vannacci a quel punto rimane lì, io che cazzo faccio? Non posso più neanche fare la remigrazione, perché se non arrivano, chi remigro? Mi remigro da solo. La seconda mossa, bada ben, parliamo sempre della ci sono dei disturbi. La riorganizzazione della Lega. Ieri non c'è stata nessuna nomina. Salvini ha ascoltato le voci del suo parlamentino, ha annunciato per mercoledì prossimo, sempre a Roma, la convocazione di un nuovo Consiglio federale. In quell'occasione, ha spiegato il vice premier, presenterà il nuovo organigramma della Lega con ruoli anche nuovi e nomi. Il nodo però saranno i reali poteri che queste figure avranno. Ieri i vari Zaia e Fedriga, pur ribadendo la loro volontà di scendere in campo al fianco di Matteo, hanno fatto chiaramente capire che non accetteranno ruoli vuoti di contenuti. E in effetti anch'io, insomma, mi dai un ruolo così, una statuina. Loro non sono statuine, perché sono davvero in gamba. Una cosa però appare certa: salvo colpi di scena, la famosa doppia Lega CDU-CSU è destinata a rimanere nei desiderata di Zaia e dei governatori. Attenzione, questo lo scrive Libero. Ieri, ad esempio, Romeo, che è il capogruppo al Senato ed è il capo della Lega Lombarda, ha detto: io sono sempre stato d'accordo su questa cosa che vige in Germania. Stiamo a vedere, resta un'ipotesi concreta, invece una modifica dello statuto per inserire le nuove figure volute da Salvini, così come resta in agenda un congresso non elettivo in autunno, proprio per dare forza e sostanza statutaria alle nomine del segretario. La sfida di Matteo, che ha in mente una sorta di cabina di regia per il Nord, l'abbiamo sentita nominare tante volte, e stavolta è la volta buona. Magari anche ascoltando gli amici che hanno tradito la Lega e si sono fatti le leghe tipo Patto per il Nord, Grande Nord, tutte quelle robe che sei lì come un pirla e dici vabbè, cosa faccio? Fanno la gara, chi ha un voto in più, chi ne ha uno in meno all'ecco. Magari ascoltando anche questi personaggi, perché all'interno ce ne sono assolutamente di in gamba, per capire come si può fare meglio per aiutare il Nord, che è poi la macchina che tira questo paese. Io adesso non vorrei farvelo pesare, voi che mi sentite da Roma in giù, ma è così da sempre. Siamo noi il treno che tira voi vagoni. Purtroppo sì. E ne abbiamo un po' piene le scatole. Da circa 20 anni è inutile che mi guardi così. È così.
Così è. Allora troviamo una via di scampo? Quasi quasi mi faccio uno shampoo. La via di scampo è sicuramente un'Italia federale, una macro regione nord, centro, sud. Uniti assolutamente sì, abbiamo capito che la secessione era inattuabile, uniti ma attraverso le differenze e le responsabilità di ogni zona d'Italia. Si sta insieme, ma ci si deve dare da fare. Chi ha bisogno viene aiutato, ma i soldi ci vuole un bel farone che illumini dove vanno i soldi.
Senti come sono meditativo questa mattina. Bisogna meditare alle 8 del mattino o per chi ci segue in replica verso le 20:30 alla sera. Un saluto da Sammy Varin, questo è il piano meditatore di Giovanni Marradi. Cheskinov Team, si chiama così, chi è sto Cheskinov? È il suo storico maestro, quello che l'ha guidato alla formazione musicale di Giovanni Marradi in tutti questi anni. Un brano commosso, però, veramente, per ricordare il suo maestro, una sommessa riflessione con una grande intensità musicale, più o meno quella che abbiamo noi questa mattina nel leggervi i soliti giornali, ma che contengono notizie diverse, perché oggi si parla da tutte le parti di Lega, del futuro della Lega, e siccome questa radio è nata come radio della Lega, poi si è evoluta, abbraccia il centrodestra, il governo, ma anche molti che non sono di centrodestra e non sono di governo, ma che hanno semplicemente idee. Questa mattina vi sto dicendo, scrivetemele queste idee al 340 6709 659. Scrivetemi anche chi vorreste come sindaco di Milano, perché la Lega sta organizzando le primarie proprio per capire chi potrebbe governare questa città che non sia comunista. Leggiamo un po' di WhatsApp, dai. 340 6709 659. Ce ne state facendo avere tanti e sono contento. Anch'io la penso come Sammy Varin, uniamo tutte queste leghe, ma Vannacci è un traditore, aveva promesso e poi chi si fida di lui? Poi con le leghe non ha niente da spartire e infine dice le stesse cose che dice la nostra Lega: gas dalla Russia, basta armi all'Ucraina, chi delinque fuori dall'Italia. Quindi quale sarebbe il suo valore aggiunto? Bella domanda. Allora, il valore aggiunto qual è? È che se Vannacci, ma anche se la Lega avesse un po' più di voti, potrebbe alzare un po' più la voce, perché già parla, queste cose la Lega le sta dicendo, le ha fatte capire chiaramente agli alleati di governo. Se la Lega avesse un po' più di voti, potrebbe alzare ulteriormente la voce e arrivare a litigare con l'Europa, cosa che Giorgetti a tratti già lo sta facendo, ma potrebbe urlare un po' di più. Siccome Vannacci non avrà mai più voce in questo senso, cioè sì, dobbiamo aspettare altri 10 anni, se volete ricominciare da capo, è una roba penosa, signori. Quando hai un partito, il più antico d'Italia, che si chiama Lega, e ce l'avevi lì, eccetera, Vannacci ha fatto quello che ha fatto solo perché voleva è un centralista, ecco, va bene, è proprio l'esatto contrario di quello che siamo noi federalisti. Lui è centralista, voleva essere lui al centro dell'attenzione, che sarebbe stato ugualmente anche all'interno della Lega, non ho dubbi, però ha fatto quello che ha fatto, così molta gente adesso non si fida più di lui. Chiaramente io stesso, che lo amo, sono innamorato di Vannacci, ma se dovessi dargli la mano gli guardo la mano e poi lo guardo in faccia e dico: Genera, ma mi devo fidare a dargli la mano questa volta, visto che l'ultima volta mi ha preso per il culo? Ditemi cosa ne pensate, anche se lui dice la stessa cosa della Lega, Ieri con la Gruber, ma oggi poi riportato sui giornali, dice la stessa cosa. È assolutamente sì che Salvini lo ha deluso, non ha fatto quello che voleva, eccetera. Andiamo avanti con i WhatsApp. 340 6709 659. Buongiorno Sammy, a me sembra che nei vertici della Lega stia regnando un tutti contro tutti e le varie correnti remino ognuna per i fatti suoi, mentre Salvini in questo momento è incudine. È il momento di fare chiarezza al più presto, scrive Francesco. Ma no, la sensazione che ho io, ti dico, parlandoti da via Bellerio, che non ci sono correnti in questo senso, e stanno prendendo un senso quelle che sono le prossime decisioni. Non basta un appuntamento per decidere tutto quanto, ma si stanno mettendo giù dei palettini al momento, piccoli palettini che diventeranno sempre più grossi. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Caro Sansonetti, cosa vuoi che succeda? Succeda che la gente è stanca di tutto quello che sta succedendo per colpa degli immigrati e di questa brutta sinistra che crea solo e esclusivamente odio. Va bene, dai,
Ciao Sammy, buon lavoro da Grazie, Pierluigi. grazie, Ciao, ciao. grazie. Ti ho fatto andare un po' veloce, ma ce l'aveva con il pogrom tirato in ballo da Sansonetti e dal quotidiano Il Manifesto. Prima succede, meglio è, scrive quest'altro, non si capisce di cosa parla, nel senso la rivolta in Italia, la rivolta contro gli immigrati. Attenzione che a volte ci sono degli episodi anche brutti dove secondo me c'entra più una certa mafia rispetto agli immigrati, nel senso che al sud si fanno giustizia da soli e quindi se non gli stai simpatico o sparisci o sparisci comunque facendo una brutta fine. Noi qui al nord siamo un po' più brava gente, o forse non abbiamo tempo di fare ste cose, non ci abbiamo voglia. Chiaro, i nostri figli stanno imparando ad avere il macettino da tasca dietro, che serve sempre, gliel'hanno insegnato i figli del barcone a fare così. Però capisci, forse c'è bisogno di un Matteo Salvini al ministro dell'interno per rallentare il pogrom, per fare sì che la gente non si faccia più giustizia da sola. Cosa ne pensate? 340 6709 659. Sì, bussano. Dobbiamo cominciare a bussare alla porta della Meloni per avere seriamente Matteo Salvini ministro dell'interno? 340 6709 659. Sammy, ma va, se vi servono soldi chiama Angelucci. Simone, chiami per favore un attimo Angelucci. Invece chiediti come mai quando purtroppo un bambino muore dimenticato in auto subito si fa una legge invece invece avere in giro gente che uccide o spaccia o stupra non muove nessuno. Datemi un lanciafiamme che il manifesto e l'unità li sistemo insieme a Repubblica e Corriere. Ah, vedi, Marco è buono, il lanciafiamme lo usa per manifesto e l'unità, ma non c'è bisogno, ma basta tenerli per l'autunno, inverno, per il camino, e dai. Naturalmente noi crediamo alla Meloni, e ride. Devo dirti, Marco, che non sei l'unico che comincia a avere qualche dubbiettino sulla Meloni, nel senso la Meloni è bravissima, dice cose, fa cose, però molte volte è veramente succube, prigioniera di un'Europa e di un Presidente della Repubblica che appena fa una mossa sbagliata si girano e la guardano, capisci? E questo è un po' il destino del nostro paese, a meno che ci sia qualcuno di veramente coraggioso, che faccia cose coraggiose senza paura. Guarda caso, lo slogan della manifestazione che vi ho presentato qualche mese fa in Piazza Duomo a Milano è senza paura. E perdonami, vedo soltanto Matteo Salvini io in questa situazione. Ditemi se sbaglio, perché è bollito, tutto quello che volete, gliene hanno dette fatte di tutti i colori. Proprio per questo, però, è ancora lui, è ancora Matteo Salvini. Se ne fotte di tutto e di tutti, ma vuole difendere questo paese. E lo fa davvero. È stato l'unico che ha fatto cose, procurandosi, certo, tutto quel bailamme perché non aveva fatto scendere i clandestini che potevano scendere da un'altra parte, anni e anni, processi, eccetera, e poi non aveva fatto niente. Caro Sammy, a te è caduta la penna e a me censura. Chiedere Salvini al Viminale per incassare un altro no? Queste chiacchiere internos non servono a nulla. Il problema è che qualcuno non ne ha azzeccata una, scrive Giovanni. Qualcuno. Chi sarà mai? A me viene in mente un po' di gente di questo governo, però oggi sono particolarmente antigovernativo, perdonatemi. Roberto, Salvini mi pare l'unico leader a dimostrare di avere le palle. Mi piacerebbe vedere Vannacci al Ministero dell'Interno. È vero, Roberto? Chissà che cosa combinerebbe, chissà. Te l'ho detto, lì, ripeto, io Vannacci lo amo perché come parla lui, il suo carisma non ce l'ha nessuno, sfiora corde
che non abbiamo mai sfiorato. Per quello che lo volevo all'interno della Lega, capisci? Perché riesce a chiamare a raccolta un pubblico diverso rispetto dal solito. Chiaro che poi spunta la famosa caratura, l'esperienza politica, e fa niente che lui sia un generale, eccetera, è convinto delle cose che dice, ma riesce poi a metterle in pratica. Mi è arrivato un messaggino carino di un autore che ho intervistato tempo fa, ve lo leggo, anche se, ripeto, non è una roba lega, però giustamente Franco Bagnasco si chiama. Si sentivano le sciabolate anche da lontano. Ieri sera 8:30 tra Lilli Gruber e Roberto Vannacci, alla prima vera apparizione TV con un contraddittorio serio. È finita con un pareggio, a mio avviso, sul piano comunicativo, e bisogna riconoscere che l'ex generale che ha infinocchiato la Lega usandola come un taxi è sveglio, sicuro di sé, ha un buon eloquio e sa parlare alla pancia della destra estrema. Ha l'entusiasmo perculatorio dell'elettore tipico di un Salvini prima fase, ancora non bollito, tolte alcune democristianità, e riesce a venderti un prodotto nel quale dà l'impressione di credere, Vannacci. Ha dovuto ammettere di avere reclutato chiunque in Futuro Nazionale, tipico dei partiti che hanno la fiammata e poi ho preso quelli che gli altri non volevano, sono la mia sporca dozzina, contento lui. Resta da capire se sia più convinto o più paraculo Vannacci, ma questo ce lo dirà il tempo, un po' inquietante, di certo. Così scrive Franco Bagnasco. Sui social è Incubo Vannacci, la copertina di un famoso settimanale di sinistra. Mi state sommergendo di messaggi, ma bravi, continuate a scrivere 340 6709 659. Io però ci avrei una rassegna stampa da fare, anche se quest'oggi è molto particolare, perché ho deciso di leggervi solo cose Lega, va bene? Cioè, sì, facciamo all'80%, va bene? Siete contenti, lo so se faccio così, però mi inguaio poi col direttore, con i miei colleghi che vorrebbero anche altre notizie da riprendere sul sito. Va bene, mi prenderò le frustate di Sallusti. Pagina 7, Zaia, Lega unica, come la mamma. Sardone, clima franco ma positivo, e ci sono altri pareri oggi sul quotidiano Libero tra le frizioni tra i governatori del nord e i big del sud, perché a un certo punto è uscita la famosa frase, insomma, noi qui al nord tiriamo la baracca, voi al sud vivete dei nostri soldi e di quello che il governo vi dà. Chiaramente non è sempre così, però magari un pochino sì. Fatto sta, all'uscita del Consiglio federale i sorrisi sormontano i mugugni, scrive Libero. Eppure il confronto è stato vero. Qualcuno spiega che mai si era visto un federale così esplicito, dove non sono mancate le critiche reciproche. Su una cosa però tutti sono d'accordo, erano tutti lì per il bene della Lega, una e indivisibile. Per il resto sono tutte chiacchiere, ragazzi, e non ve le leggo, ma non c'è ciccia, se non smentite. Ad esempio, guarda la Sardone, che è data in uscita per andare a Futuro Nazionale, cioè il partito di Vannacci chiaramente è una bufala, leminga vera, te capì, anzi è tra le più votate per fare il sindaco di Milano all'interno della Lega, ve lo dico già. Io giro la pagina di nuovo e sono sul Libero, vi porto anche su qualche altro argomento, anche perché ci sono degli argomenti deliranti da parte della sinistra che vede ormai fascisti ovunque, anche ai mondiali. L'ultimo delirio della sinistra, pagina 8 del quotidiano Libero: i mondiali di calcio sono fascisti. Stampa progressista contro il torneo, al via oggi, lo sapete, senza l'Italia. Da Repubblica al Manifesto è tutto un attacco agli Stati Uniti di Trump, reo di controllare le frontiere. Questa esclusione delle persone affonda le radici nell'edizione italiana del 34. Che ridere. E chiaramente tutto vostro, questo paginone di Alessandro Gonzato quest'oggi sul quotidiano Libero, ma troverete, come avete visto anche nelle prime pagine dei giornali di sinistra, roba simile. E poi Belfast brucia
rivolte anti-migranti. Irlanda del Nord, seconda notte di disordini. Sudanese tenta di decapitare un passante, scattano le rivolte, l'allarme, l'immigrazione è sicurezza nazionale. Costanza Cavalli, un altro paginone con Fabio Dragoni poi che commenta: per la sinistra la vittima è sempre lo straniero. I media dem hanno trasformato il terribile accoltellamento in disordini di bianchi razzisti. Cosa ne pensate, vi chiedo io? Si deve arrivare anche in Italia a questi disordini? Non ci vuole forse davvero qualcuno che al Ministero dell'Interno abbia più il polso durettino su queste argomentazioni? Scrivetemi, di destra, di sinistra, io voglio consigli. 340 67 09 659, la pagina 9 del quotidiano Libero è davvero potente. Non è finita, altre argomentazioni che vi interessano, quella che porta avanti Pietro Senaldi a pagina 13, si intitola Sfregio rosso, perché Bologna non premia Chimi, ma un comunista islamico. Sì, Lepore, il sindaco di Bologna, dà un'onorificenza al collega di New York, Mamdani, che lì, in nome del socialismo, ma quando fu il turno del concittadino campione di Formula 1, il PD si era rifiutato. Insomma, gli unici che riescono a fermare Kimi Antonelli sono i comunisti di Bologna. Complimenti, bel testacoda all'intelligenza. Il fenomeno assoluto della Formula 1, il ragazzo che a 19 anni ha già vinto 5 Gran Premi su 6 in questa stagione, è nato nel capoluogo emiliano, Bologna, vive poco fuori città, è già il terzo pilota italiano più vincente di sempre nel circuito e senza volergliela gufare si può scommettere che in capo a 2 mesi farà il secondo, superando Riccardo Patrese. Non si vedeva nulla di simile dai tempi di Tazio Nuvolari. Ebbene, il centrodestra ha proposto di omaggiare il giovane con il Nettuno d'Oro, un premio che il comune conferisce a cittadini, aziende e associazioni che hanno onorato con la propria attività professionale Bologna. Niente di straordinario, per intendersi, non è il Nobel, ma comunque è un'onorificenza ragguardevole. Nella bacheca del campione che in 3 mesi ha trionfato in Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti e Principato di Monaco ci sarebbe stata benissimo. Nemo profeta in patria, ammonisce però il detto latino, e così Kimi per una volta è rimasto a bocca asciutta. Ancor giovane, non va caricato di troppa pressione, ci sarà tempo. Se continuerà a vincere è stata la motivazione della Giunta Rossa. E il premio? A chi è andato secondo voi? A un comunista islamico. E qui assolutamente è il primo cittadino di New York, l'islamo comunista Zoran Mamdani, l'uomo che rischia di far fallire con le sue politiche una metropoli dove abitano molti tra gli uomini più ricchi al mondo, New York. Mi fermo, ci metto una pietra sopra e se volete ve lo comprate libero, vi leggete questo articolo perché veramente mi fa cadere il biscotto nel caffè latte. Una buona notizia forse a pagina 17 di Libero, famiglia del Bosco al contrattacco, un'udienza per riavere i bambini, una vicenda che lo sapete si trascina ormai da 7 mesi, ma è arrivato l'avvocato Pillon che ben conosciamo perché è un ex della Lega, a giorni la richiesta di presentare ai giudici le istanze dei genitori, i consulenti hanno detto 3 volte che è auspicabile un rientro a casa dei figli, adesso si faccia. Ma per me è ancora più forte la notizia che c'è in taglio basso su Libero. La state leggendo? Ve la leggo io. A 7 ragazzini su 10 piacerebbe far parte di una baby gang. Allora, quando Sammy Varin era bambino, lo sapete, io a luglio faccio 60 anni e non ci penso perché fare questo lavoro non ti fa passare il tempo, ecco. Sei a contatto con tantissimi giovani, giovanissimi, i miei ospiti sono quasi sempre giovani, per cui ti senti uno di loro, anche se non lo sono. Quando io ero bambino e facevo anch'io la banda, io avevo la banda, non quella che suona, la banda numero 5, la chiamavo così, la banda numero 5
Sai a cosa serviva? Te lo giuro, andavamo in giro in bicicletta, io avevo una Saltafos, prima la cavalletta perché la Saltafos costava troppo, poi mio padre è riuscito a comprarmi la Saltafos, quella con i cambi, 3 marce o 4, era una roba proprio minimale, però con sti molleggi, con questa sella lunghissima, ragazzi, potevi portare una ragazzina tranquillamente. Avevamo una banda e sai cosa faceva questa banda? Giravamo per le vie proprio a fare attenzione che non ci fossero ragazzi strani in giro che importunassero le nostre bambine, le nostre ragazze. Ora, a dirvi questa cosa mi stupisco di me stesso, nel senso che è possibile che a quei tempi ci fossero, già a quei tempi c'era gente, ma non erano gli immigrati. Basta? Ho detto qualcosa? Ho messo punto. Ma non erano gli immigrati. Adesso ci sono gli immigrati, che sono molto peggio di quelli che c'erano prima. Anche perché quelli che c'erano prima, magari, che ci sono anche adesso, che sono alleati con noi, per fortuna, un po' di italiano lo parlavano con difficoltà, ma qualcosa si capiva. E questi non parlano neanche l'italiano. A 7 ragazzini su 10 piacerebbe far parte di una baby gang che non gira con le biciclette a controllare che le loro amiche ragazzine non siano importunate. Da Napoli una ricerca preoccupante sulla fascinazione del crimine tra i giovanissimi. Bulletti di quartiere, sbruffoni con l'età neanche per guidare un motorino, gradassi, spacconi, però anche minorenni. Circa il 70% degli alunni delle scuole medie vorrebbe affiliarsi a una baby gang per sentirsi accettato. E questa è una delle cose più gravi, signori, per sentirsi accettato. Cioè, com'è possibile? Se non stai nel branco, non sei niente. Che fine han fatto il sano individualismo di una volta, il desiderio di indipendenza, l'ammutinamento familiare, sì, ma per reazione, l'essere diverso? Ragazzi, io quando avevo quell'età mi sono fatto una radio a casa, mi sono comprato un mini trasmettitore da 100 milliwatt, ho messo l'antennina sul balcone, mi sono fatto un mixer autocostruito e ho cominciato a trasmettere. Perché già a quei tempi era difficile trasmettere. Ora è quasi impossibile, anche se è cambiato tutto, ci sono i social, chiunque può fare una radio, può trasmettere, può dire cose, ma non ti ascolta più nessuno. Oppure vieni dileggiato, bullizzato, e quindi dove trovi riparo? Nel branco. Già. Tutti uguali, vestiti uguali. Quando dico a mia figlia Tabata, ma perché vai in giro con le scarpe da tennis e le calze che ci sono 40 gradi? Perché tutti vanno così e tutti, capisci? Sandali no, ah no, si vedono le dita dei piedi. Cosa sta cambiando in questo mondo? Interessante l'articolo che c'è quest'oggi sul quotidiano Libero Taglio Basso, pagina 17. A 7 ragazzini su 10 piacerebbe far parte di una baby gang. Interessante, ma mostruoso. C'è il risvolto della medaglia e dall'altra parte la legomania, visto che i bambini non ci giocano più, e non è vero perché mio figlio Elia, signori, ha cominciato a giocare, oggi tiro in ballo la famiglia, su Real Fratel, cioè, ha cominciato a 3 anni a giocare con i Lego e poi a 5 anni ha buttato via le istruzioni e si fabbricava le cose più disparate con il Lego che doveva servire a fare qualcos'altro. Adesso è un pazzo furioso che smonta i motorini dei Ciao, dei Garelli. Avete un VIP 3 che vi avanza e li monta, li rismonta, li aggiusta. È un pazzo furioso. Però pare che il Lego non tiri più tra i bambini, e allora i mattoncini che un tempo facevano impazzire i bambini, scrive il quotidiano Libero a pagina 19, ora
Giocano gli adulti con il Lego, Legomania, ora giocano gli adulti ed è diventato un bene rifugio. Col Papa in Spagna ecco la confezione della Sagrada Famiglia, 12.000 pezzi da assemblare, signor, un record. I vecchi set sul mercato dell'usato moltiplicano il loro valore, la rivalutazione arriva all'11% annuo, devo dirglielo a mio figlio che a Giunta Verna ancora tanti Lego. Cacchiolina, guarda la Sagrada Famiglia che è una roba stupenda, oltre 12.000 pezzi da assemblare, ma il risultato è incredibile. È un bel regalo, devo dire, eh. Non sarebbe niente male. Quanto costa? Quanto costa? No, non oso guardare, ho paura a guardare. Signori, è questo sul quotidiano Libero che, devo dire, si candida a essere uno dei quotidiani che vi invito ad acquistare quest'oggi, ma tranquilli, tra pochissimo io ricomincio a svolazzare tra i giornali, partendo dalla Lega, quello che ogni quotidiano scrive sul federale della Lega ieri. Voi continuate a scrivere, sì, ma WhatsApp al 340 6709 659. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Non ditemi che non vi faccio meditare quest'oggi anche con la musica, eh? Questa è la siciliana di Domenico Cimarosa, interpretata da Maria Pedano, una giovane poliedrica musicista classica di nazionalità olandese che si è già esibita sui palchi di rilievo mondiale come oboista e come soprano. Maria Pedano ci ha portato alle 8:37 minuti primi con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale sulla banda DAB della vostra autoradio, ma anche su tutti i social, la nostra rassegna stampa sempre particolare con l'ausilio dei vostri WhatsApp al 340 6709 659. In primissimo piano quest'oggi c'è il federale che ieri la Lega ha tenuto per decidere sulle sorti della Lega, su come si evolverà la Lega, partito più antico d'Italia, ma ancora bello tosto, e ci sono delle novità mica da nulla. Prima fra tutte quella di insistere per Matteo Salvini, ministro dell'interno. Intanto però un'occhiata alle ultime notizie, perché prosegue la guerra durante la notte, pesanti raid statunitensi in Iran, Trump che dichiara dicano sì all'intesa o bombarderemo senza pietà, titola oggi il quotidiano Il Corriere nel suo sito elettronico. E Repubblica, raid USA in Iran, lanciati 49 missili Tomahawk, Trump, accordo o nuovi bombardamenti domani, Teheran, colpite basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Queste le principali notizie in apertura sui siti. I vostri WhatsApp. Buongiorno Sammy, se Siri le ha cantate a Zaia e agli altri governatori ha fatto solo bene, avanti tutta Belfast. Ma Fabio, ti dico, ogni giornale scrive la sua, non ci sono novità così eclatanti, e quindi alla fine sono boatos. Sì, qualcuno scrive che anche Fontana, il governatore della Lombardia, a un certo punto si è alzato e è uscito, ma magari doveva andare in bagno, che ne sai. Naturalmente noi crediamo alla Meloni, scrive qualcuno, dice no, nel senso lei fa del suo meglio, ma come dicevamo è piuttosto prigioniera di un certo status quo, e non è semplice non esserlo quando sei a determinati livelli. Purtroppo Mattarella lo ha eletto Salvini, scrive qualcuno. Carissimo, ma ti ricordi? Non c'era proprio nient'altro da eleggere, altrimenti saremmo ancora qui ad aspettare il Presidente della Repubblica. Chiaro è che il prossimo magari lo eleggiamo noi di centrodestra. Questo dipende da cosa voterete voi tra un anno alle elezioni. Salvini al Viminale lo distruggono. I miracoli non può farli nemmeno lui, alle infrastrutture sta facendo benissimo, ma la comunicazione non va, la gente non percepisce il lavoro della Lega. Questo è vero, perché i quotidiani lo mandano in ebollizione ogni volta, tradendo quello che è il lavoro che ogni giornalista dovrebbe fare. Per seguirlo dovete seguire ad esempio la pagina Facebook di Lega Salvini Premier, o cercare Matteo Salvini su Instagram. Ieri ha inaugurato non so quante case popolari, appartamenti a Milano rimessi a nuovo. Centinaia e centinaia, e saranno migliaia quelli disponibili nei prossimi mesi, importantissimi. Case popolari che non andranno al solito magna magna, ma che andranno a chi è onestamente in graduatoria. Ditemi se ne ha parlato qualche telegiornale o qualche quotidiano. Zero. Sansonetti se la prende con gli irlandesi del nord perché sarebbero contro il multiculturalismo. Questo è uno dei miti intoccabili della sinistra, ma dov'è scritto che sia una cosa buona? Quel che è certo è che dove c'è omogeneità culturale tutto funziona, ma il multiculturalismo non funziona da nessuna parte se non con leggi ferree e polizia inflessibile, ci scrive Adriano da Milano.
E ancora, chiedere Salvini al Viminale fa capire lo stato di sbando politico della Lega. Senza un capo serio non si va da nessuna parte. Salvini è finito e sta facendo sparire la Lega. Parlare del Nord da parte tua dopo 10 anni di disinteresse suona falso. Chiedi di fare una visita medica e capirai che la nostra sanità lombarda è da terzo mondo. Leggi il mio messaggio anche se non ti piace. Leggo. Oddio, insomma, da terzo mondo la sanità lombarda non mi permetterei. Chiaro, ci sono liste d'attesa lunghe, questo è vero. Per colpa di chi? Di qualcuno che ha fatto qualche riforma sbagliata in futuro? Non c'è un valore aggiunto ma sottratto. Il Vannacci rappresenta l'anima nera della Lega, scrive Enzo. E ancora, quell'ex militare furbo e Forza Italia, comunisti sotto smentite spoglie. Bravi gli irlandesi, se la fanno loro la remigrazione, scrive Gian. Ma noi non vorremmo arrivare a questo punto. Poi un altro messaggio audio, sentiamolo. Il problema di questo paese si chiama cattocomunismo. Cioè Sto la andando corrente sempre cattocomunista veloce, chiedo scusa, ma ho i messaggi a una velocità incredibile, l'ho rallentato. Ciao Sammy, il problema di questo paese si chiama cattocomunismo, cioè la corrente cattocomunista che va dalla sinistra estrema fino a Forza Italia, che sono quelli che poi giustificano sempre quello che fanno gli immigrati perché poverini è colpa della società. Come ad esempio quella signora di Verona, leggevo una notizia ieri sera, che 3 immigrati, non trovando un appartamento in affitto, cioè nessuno che glielo voleva affittare, li ha ospitati a casa sua. Quindi questi personaggi, questi cattocomunisti, sono sempre pronti a proteggere gli stranieri, anche se fanno le cattiverie più efferate, le violenze più efferate, anche se stuprano, violentano, rapinano, picchiano, eccetera. Purtroppo è questo il problema. Io spero che Matteo Salvini torni a fare il ministro dell'Interno. Il problema è che quando farà qualche provvedimento un po' robusto si troverà gli amici di Forza Italia a mettergli il bastone tra le ruote, perché anche loro sono per la cittadinanza breve per gli immigrati. Ce l'hanno detto in tutte le risme e ce l'ha detto anche Tajani, figurati, lui arriva da là. Grazie, però se fosse ministro dell'Interno potrebbero parlare quanto vogliono, ma le decisioni le prende il ministro. 340-6709-659, signori, datevi da fare, ditemi il vostro pensiero sugli argomenti importanti per voi quest'oggi, scrivendo un WhatsApp al 340-6709-659, anche se magari non ne avete mai scritti a una radio, dite ma perché farlo? Perché oggi è il momento giusto. 340-6709-659, il vostro messaggio mi appare direttamente qui sul computer e io lo leggo. È così facile. Siete pronti? Che cosa arriva adesso? Arriva il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi porta direttamente in Parlamento per sapere cosa succede, cosa si sta portando avanti. Come dicevamo prima, molti argomenti, argomentazioni li venite a conoscere in anticipo o magari sentite una campana riguardo quell'argomento che raramente viene poi discussa dai quotidiani. Grazie per essere con noi alla deputata della Lega Giovanna Miele, buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati, buongiorno. Grazie. Oggi parliamo della legge Valditara sul consenso informato. Mamma mia, quanti anni che la si aspettava, quante volte abbiamo detto su queste frequenze l'importanza del consenso informato e ancora molti non sanno che cos'è o rifiutano di capirlo o si girano dall'altra parte. E qui, ragazzi miei, a volte anche i genitori hanno una bella responsabilità. D'altronde non abbiamo tempo, non abbiamo voglia, tiriamo su questi incredibili mattoncini tra noi e i nostri figli. Gente, dobbiamo cambiare anche noi. Fatto sta, legge sul consenso informato. Ti chiedo, Giovanna, cosa cambia per le famiglie con questa legge, ma soprattutto cosa prevede e cosa rispondi alla sinistra che, indovina un po', parla di arretramento culturale. Giovanna Miele. Allora, benissimo, un'occasione ghiotta questa per mettere un po' di chiarezza
e probabilmente sostenere le famiglie in un percorso che deve essere sempre verso la sinergia con le istituzioni e sulla fiducia in quello che poi ovviamente i rappresentanti politici fanno, perché votati e vogliono prendersi le responsabilità delle loro azioni. La legge sul consenso informato è una legge che in primis non arretra di alcun passo verso la crescita e la formazione degli studenti e quindi dei giovani, ma in qualche modo restituisce alla scuola un ruolo importante quale quello di ponte con le famiglie per la formazione degli studenti. All'interno delle scuole bisogna dire sì all'educazione, al rispetto, alle relazioni sane, alla parità e alla responsabilità. Non c'è bisogno di portare percorsi calati dall'alto, senza trasparenza e senza coinvolgimento delle famiglie. Questo è in sintesi quello che questa legge vuole fare. Vuole creare il coinvolgimento delle famiglie nella scelta sulle educazioni nelle attività che non sono attività prettamente scolastiche e curriculari, ma sono attività extracurriculari. Questo significa attività che devono essere comunque scelte anche dalle famiglie nel rispetto di quella che poi è l'autonomia della scuola rispetto alla formazione degli studenti. Quindi quando parliamo di giovani e di sessualità ad una certa età e soprattutto con il livello cerebrale e formativo che hanno i ragazzi, c'è bisogno di parlare di affettività, di emozioni e di rispetto. Lo vediamo oggi con tutti i fatti di cronaca che ci portano alla memoria negli ultimi anni, fatti incresciosi di mancanza di rispetto, di violenza, di bullismo, che oggi non è nemmeno più bullismo, ma vera e propria mancanza di empatia, e questo significa che la scuola si fa carico di riportare questo tipo di attività per far sì che i ragazzi possano svilupparne la capacità. Si deve fare come lo stiamo facendo, attraverso il rifiuto della violenza, la gestione delle emozioni, ma soprattutto attraverso un governo che ha già avviato percorsi con MIM e Indire sull'educazione al rispetto e alla parità. Con questa legge per le attività che noi andiamo a proporre, faremo in modo che gli studenti maggiorenni e gli studenti delle scuole secondarie possano affrontare in maniera più consolidata alcuni tipi di informazioni e di attività. In altri casi, nei ragazzi più giovani, lo faremo in maniera diversa. È una questione che non ha a che fare con l'ideologia, che non ha a che fare con la libertà, che non ha a che fare con il futuro, che non ha a che fare con il mondo aperto, ma ha a che fare con il rispetto della crescita, dello sviluppo dei ragazzi, che hanno bisogno non di incamerare informazioni, ma di iniziare processi che siano di consapevolezza e anche di coscienza libera. Chiaro, chiaro. E secondo te che stavolta come mai la sinistra ci ha attaccato, anche la CGIL, parlando di arretramento culturale? Ma la sinistra probabilmente calca e ricalca sempre queste tematiche per cercare di trovare differenze tra la destra e la sinistra, lo fa in maniera strumentale, di questo me ne dispiaccio, perché in questo tipo di politica, la politica che stiamo portando avanti, non c'è arretratezza, ma c'è rispetto verso la crescita, ma soprattutto verso la libertà di scegliere. Non abbiamo bisogno di portare a scuola ideologie o di spiegare cosa significhi il sesso. Abbiamo bisogno di preparare i ragazzi ad affrontare la sessualità dal punto di vista dell'affettività e del rispetto. I processi di crescita portano poi con sé altri tipi di informazioni che di certo non è la scuola che deve imprimere. La scuola deve preparare i ragazzi ad essere liberi di scegliere e di capire cosa ci si trova davanti. Questo non significa insegnare il sesso, la sessualità, le differenze di sessualità, significa
saper dare ai ragazzi la capacità di capire quello che succede a se stessi e agli altri, di accettare se stessi e gli altri con le informazioni che non sono di tipo nozionistico sulla libertà di essere, ma che sono di tipo coscienzioso rispetto a quello che significa essere, che sono cose completamente diverse. Interessante, un bel argomento che serve da spunto secondo me anche per molti ascoltatori. Giovanna Miele, deputata della Lega, grazie per essere stata con noi. Grazie mille, grazie mille. Qui Parlamento. E che oggi su alcuni giornali si parla appunto di questa legge Valditara sul consenso informato che su queste frequenze viene trattata, ma cosa sono, 10 anni forse, Giampiero Bonfanti, ricordate? 8.52, il buongiorno si sente dal Varin, grazie, stanno arrivando decine di messaggi WhatsApp al 340 6709 659 sugli argomenti del giorno. Tra poco ve li leggo, ma intanto vado sul Corriere. Trump, nuovo attacco all'Iran. Sotto la bellissima frase però del Papa, non si può credere in Gesù e fare la guerra. Il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia. Poi la frase di Meloni, patrimoniale? No, sgravi al ceto medio. L'Italia non è la Repubblica delle banane. Entro subito all'interno del Corriere, oltre naturalmente al richiamo in prima pagina, da Silva assolto, le lacrime, rinascita della giustizia. Entrando nel Corriere c'è ancora il Covid, bagarre alla Camera su Conte e le consulenze, duello tra meloniani e 5 Stelle, Fratelli d'Italia accusa, lo aspettiamo in commissione da 623 giorni, lui dice querelo. E poi, nella pagina successiva, siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, si parla di Lega. Il Corriere dice clima teso e scelte rinviate. Il punto comune è però Salvini al Viminale. Scelte rinviate, lo sapevamo già da giorni, si scriveva sui quotidiani che non avrebbe risolto tutto un federale, ma che serviva per mettere i primi paletti. La richiesta di Salvini al Viminale in cambio del sì alla legge elettorale, e questo è un tassello in più che gli altri quotidiani non scrivono. Stallo sulla proposta di Zaia di una svolta nordista, come ti dicevo, non si può fare tutto in una volta. Spet natim. L'ex governatore, il leader veneto, non pare interessato a fare il vice senza ampia autonomia. La lite per l'ascesa di Vannacci, si ricritica i presidenti di regione che reagiscono. Questa è la normale interlocuzione che in ogni federale c'è. Io mi ricordo quelli con Umberto Bossi, ragazzi, si sentiva dalla finestra urlare, ma erano altri tempi sicuramente, sì. Giro la pagina, comunque c'è un paginone oggi sul Corriere che dice un po' tutto, e quindi ti spiega che la storia della Lega, dalla partecipazione al governo Conte 1 al risultato storico alle europee 2019, poi il dualismo con Fratelli d'Italia e il calo di consensi della Lega. Dopo la fine traumatica del Conte 1, una Lega comincia a perdere smalto. Quando nasce il governo Draghi, il carroccio lo sostiene con Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia resta fuori e guadagna voti. Alle politiche del 2022 il partito di Meloni triplica i voti della Lega, e quindi l'ascesa, ma ripeto, come dico sempre, la politica è una giostra, è assolutamente normale tutto ciò. L'importante è esserci, l'importante è mettere sul tavolo le proposte in una coalizione, proposte che vengano rispettate e mandate avanti. Qualcuno di voi pensa invece che la Meloni abbia un pochettino un freno a mano tirato sull'autonomia e anche sul fronte sicurezza, che insomma Piantedosi lo amiamo, però che sia un po' troppo mollaccione, perché il governo le leggi le fa, ma forse ci vuole qualcuno che faccia un atto un po' più forte, che non è la guerriglia che si fa a Belfast. Sempre sul Corriere,
il partito in fibrillazione, le incognite sul ponte e la spina Vannacci, la strettoia del leader, l'analisi di Roberto Gressi a pagina 7 del quotidiano Il Corriere. Ve ne leggo qualche riga, ma tu lo sai, alla fin fine ognuno scrive quel che gli pare, tutto è contrario di tutto. Pare che in questi giorni perfino il Sole e Urano siano in posizione ostile rispetto al segno di Matteo, quello dei pesci. Chiaro che se adesso andiamo a chiamare anche l'astrologa, ma insomma qui si esagera, appunto. Come se non bastassero i sondaggi in picchiata, le incursioni delle truppe di Vannacci, le condizioni capestro di Zaia, gli scricchiolii del ponte sullo stretto, eppure l'inaccettabile rogo dell'effigie all'Università La Sapienza. Sai che gli hanno bruciato la fotografia. Qui si parla di Salvini, mica di uno scappato di casa, uno che ha riacchiappato la Lega per i capelli quando la decadenza di Umberto Bossi l'aveva portata al 4%, il leader che ha sorpassato la Forza Italia di Silvio Berlusconi nel 2018, lasciandolo fare la spalla sul palchetto del Quirinale, l'uomo delle felpe, delle magliette che dettavano la linea, quello delle piazze stracolme dove ogni passo era un selfie, il politico in cima al gradimento degli italiani, quello che con la bestia della comunicazione di Luca Morisi non ce n'era per nessuno, l'acchiappavoti che ha schiacciato tutti alle europee del 2019, il senza paura che ha lasciato il centrodestra in un angoletto per fare il governo con Luigi Di Maio, quello che poi ha sfiduciato il Conte 1 dalla spiaggia del Papete, colui che è stato un centimetro ad aggiudicarsi l'OPA su Forza Italia, l'amico di Putin, il nemico dell'Europa matrigna, il ministro dell'interno che bloccava le navi contro l'immigrazione, il vulcano che partoriva idee a mitraglia prima dell'onda di Giorgia Meloni. Ma ora sì che sta messo male, scrive il Corriere. L'erosione del consenso alla Lega è stata prima un lento sdrucciolare, poi un inesorabile sgretolamento fino al rischio del capitombolo e dell'irrilevanza, con Fratelli d'Italia a fare da pigliatutto, con Antonio Tajani che invece di naufragare alla morte del fondatore gli ha messo Forza Italia alle costole, poi stabilmente davanti nei sondaggi. È stato allora che Salvini ha fatto il primo inevitabile errore. Che cosa fai quando ti chiudono le linee di credito e la baracca traballa? Ti rivolgi agli usurai della politica. Lo sai che è uno sbaglio, ma che altro puoi fare? Ed è così che ha chiesto aiuto al generale Roberto Vannacci, che pronta cassa gli ha prestato 500.000 di voti per poi portarseli via la casa, il cascinale, la mucca, i dischi di Van der Sfroos. Ora Matteo dice che non chiude le porte a nessuno, nemmeno al generale traditore, ma quello nemmeno gli risponde. A dar retta ai sondaggi che vanno presi sempre con le molle, il Futuro Nazionale veleggia al 4,8%, mentre il Carroccio sta nemmeno a un punto sopra, con le previsioni che tendono al peggioramento, e con una bella fetta di quelli che erano i suoi colonnelli che gli rinfacciano: lo vedi, te lo avevamo detto, fosse solo quello non sarebbe poca cosa, ma nei momenti difficili che si serrano i ranghi, basta con i papi stranieri, ci sono tante energie in casa, a cominciare dai presidenti delle regioni e soprattutto da colui che governatore non è più, ma domina comunque il nord-est e non mette paura, non si mette paura nemmeno quando a cercare di insidiarlo sono quelli di Fratelli d'Italia. Luca Zaia, chi altri se no, anche a costo di prenderselo come vice segretario, magari unico, con tutti i rischi che comporta condividere il potere con un peso massimo come quello. Ma Luca Zaia pure non fa accordi, non tratta, non dialoga, ha detto no a fare il sindaco a Venezia, al parlamentare europeo non gli interessa, a fare il numero 2 o anche il diarca non ci pensa, a meno che non si accettino i suoi piani che sono da resa incondizionata. 2 leghe, una macro regione del nord con Zaia plenipotenziario, con mano libera su finanziamenti, candidature locali e nazionali, scelte e programmi. Salvini che si tenesse pure il centro e il sud in compagnia del fido Claudio Durigon. Il sud, appunto, con quel ponte sullo stretto che i nordisti non hanno mai digerito. Troppi soldi dirottati, incerto il cammino, disperato il traguardo, dove anche i vantaggi elettorali dell'avvio dell'opera sembrano a molti nella Lega una pura illusione. Salvini ci ha provato ad
toglierselo dai piedi. Bastava che dopo la sentenza d'assoluzione dell'accusa di sequestro dei migranti, Giorgia Meloni fosse stata disponibile a ridargli il Viminale. Allora sì che avrebbe potuto tentare il rilancio, ma che niente da fare. E adesso ci si mette pure l'inchiesta con le accuse di corruzione, che lo costringe da una parte a muoversi con prudenza, dall'altra ad andare avanti a testa bassa, perché il suo ministero non sia obbligato a dichiarare fallimento. Di alzare bandiera bianca non se ne parla, ma anche, come ieri, dire al Consiglio federale della Lega che la strada per rafforzare il partito passa attraverso la valorizzazione degli amministratori locali trasuda fragilità. Avvertiva un altro generale, Sun Tzu, già 5 secoli prima di Cristo: quando vai alla pugna non cercare alleati, non mostrarti mite, basati sui tuoi interessi, intimorisci l'avversario. Così diceva questo Sun Tzu. E voi che ne pensate? 3406709 devo mandare la canzone. Non pensavi che non lo facessi? In taglio basso, come il Corriere usa fare, un'usanza che a me non piace, insieme al paginone sulla Lega c'è anche quello, ma guarda un po', su Roberto Vannacci, che ieri sera era alla 7, il generale sul ring a 8,5, destra estrema, no, autentica, con me i rifiuti degli altri partiti, e sul segretario leghista Matteo Salvini dice: mi usò per prendere 500.000 voti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un altro no, un'altra calamità, vieni da me, offro io passerà, ma non passerà, lo sai, non mi passerà mai, ma cosa fai, che di tempo ne hai, tu vedi e poi prendi quello che puoi, ma non basterà, sai, non mi basterà. Calm down, devi stare calma, prenditi una pausa, butta fuori quello che hai, non c'è più niente, non c'è manco Dio, qui va tutto a roll, il rock poi viene da sé. Ancora no, ma cos'è? Ma che fatalità? Noi pronti il mondo si ferma ma va. So che cosa dirai, non mi piace lo sai. Calma, tutto gira calma, prenditi una pausa, chiudi gli occhi e tirati su, non c'è più niente, non c'è neanche Dio, e se tutto è un caso qui non fa il caso mio. Tutto gira in calma,
Uscita da pochissimo sugli store digitali e non ancora su YouTube, la nuova canzone di Gaia Papadia, si chiama Calm Down, e la cosa incredibile di questa ragazza che abbiamo intervistato più volte su queste frequenze è che con questa canzone ha vinto un contest Zocca Paese della Musica, e grazie alla vittoria di questo contest sapete dove ha suonato venerdì scorso? Ha aperto il concerto di Vasco Rossi a Ferrara, e io applaudo, signori, davanti a 60.000 persone cantare questa canzone da altre soddisfazione, devo dire anche per me, che questi artisti indipendenti li trasmetto ogni giorno, se sono famosi io non li voglio, e qualche messaggio sul fatto che siano in gamba arriva. Brava Gaia Papadia con la canzone Calm Down, prossimamente su YouTube, ma per il momento la trovate sugli store digitali. Il buongiorno si sente dal Varin. Buongiorno a chi ci ha acceso in questo momento. Vi siete persi? Sapete cosa vi siete persi? Andate sul sito di Radio Libertà, dopo le 9:30 troverete il podcast di questa rassegna stampa, ma già ora, se andate su Facebook, su YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier, ritrovate tutta la trasmissione. Stiamo parlando soprattutto del federale che ieri la Lega ha tenuto. Ci sono state decisioni, non particolarmente, ma direzioni sì. E alcune direzioni ci piacciono, vedo anche dai WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659. Vi piacciono? Il punto comune del federale di ieri è Salvini al Viminale, che visto che la sinistra continua a menarci il torrone dicendo ma siete voi al governo, ma cosa state facendo per la sicurezza? Sai, si cominciano a lamentare anche loro che non è più solo una sensazione l'insicurezza, ma è proprio vero, come dicevamo da decine di anni, e però adesso ci dicono ma siete voi al governo. Qui ci vuole Salvini. Mio parere è: chiaramente vedo dai messaggi che anche il vostro, ma io non mi fermo, vado comunque avanti, signori. Sono ad esempio sul quotidiano Il Giornale, vi va bene? Con in centropagina Meloni, mai la patrimoniale, la sua frase è, e sotto la Premier ha detto non siamo la Repubblica delle banane, delle ciabatte sì, finché non arriverà Matteo Salvini al Viminale, sono d'accordo, è vero? E poi Ben Gvir è uno stronzo politico, su questo non ci piove, però questa cosa delle ciabatte ha fatto male all'Italia perché ha schiacciato un nervo di quelli proprio che aia cacchio, fa male, è vero. Peccato che non abbiano più neanche le ciabatte tutti questi immigrati clandestini, ma sono in giro con le scarpette quelle di lusso, dove cazzo trovano i soldi? E poi vabbè, lasciamo stare quelli della flotilla che gli applaudono, che gli danno ragione. Preparate le bombe, signori, ho in mano il quotidiano Il Giornale per questo, fammelo vedere. Preparate le bombe, la chat per reclutare i lupi solitari islamici. Altro caso a Modena, espulso dal paese come El Khudri, sono pronto a uccidere. Capito, ragazzi? E poi mi dite che non ci vuole un Matteo Salvini a ministro dell'interno? Ditemelo se usate. L'Italia che non molla, all'interno del Giornale, Meloni rilancia il taglio delle tasse, adesso un sollievo al ceto medio, sfida alla sinistra, asse con Confcommercio, c'è chi vuole toccare i patrimoni, noi farli crescere, e sulla concorrenza sleale l'Italia non è la Repubblica delle banane. Interessante, e ne parliamo magari domani, che alle 9 c'è Alberto Acerbis. Giù le mani da grano e olio, Coldiretti contro le speculazioni. Manifestazioni in 13 città per incitare l'Unione Europea a vigilare di più. Migliaia di agricoltori in piazza per denunciare il crollo dei prezzi e le distorsioni della filiera agroalimentare. L'associazione denuncia: tollerate le pratiche sleali, cioè succede quello che sarebbe successo, lo dicevamo,
10-15 anni fa, lo dicevamo noi della Lega, noi di Radio Padania Libera, cioè che arrivava l'olio tunisino e non costava un cacchio, cioè che quello italiano non era italiano ma era tunisino, cioè che l'olio fatto con diversi oli dell'Europa non è poi quel granché buono, però costa di meno. Che fare? Punto di domanda. 340 6709 659, un altro bell'argomento per quest'oggi, ma quello potente del quotidiano Il Giornale di quest'oggi è qua, pagina 4. Fanatismo e baby reclute, ecco le chat segrete per diventare lupi solitari. Mamma mia, un tempo c'era la canzone di Marco Ferradini, Lupo solitario DJ. Adesso i lupi solitari sono quelli che sparano, uccidono, si fanno esplodere. I 4 passi per un attentato, pronti a servire l'Islam, ora preparate l'esplosivo. Oh, sta gente ce l'abbiamo a casa nostra, capisci? I primi contatti sui social, la selezione dei candidati, i contatti con un facilitatore, poi l'ultimo livello, mappe satellitari dei bersagli in Italia e in Europa, manuali operativi cifrati e istruzioni per eludere i controlli di polizia. Cioè, capite che bisogna forse avere un ministro dell'interno con le palle? Vogliamo bene a Piantedosi, ci mancherebbe altro, ma qualcuno che prenda decisioni, posso aggiungere anche discutibili, certo, sicuramente per la sinistra saranno sicuramente discutibili. Intanto Modena senza pace, espulso un pakistano, io come Al-Qudri pronto a uccidere. L'uomo è irregolare e in cura psichiatrica, ma lo abbiamo capito che tutta questa gente ha problemi psichiatrici, ragazzi, con tutto il rispetto per chi ha dei problemi psichiatrici, state tranquilli, non andrete a farvi esplodere né ucciderete persone, no, basta curarsi certamente, ma questi i problemi psichiatrici ce li hanno da quando leggono la Sharia, da quando hanno letto l'Islam e hanno deciso di approfondire quelle questioni applicandole alla vita reale, parola per parola. Guarda che anche le antiche scritture contenevano delle cosettine non tanto belle. Il problema è che era roba vecchia, capisci? E magari insomma erano altri tempi, non possiamo applicare alla lettera tutto quanto, va estrapolato e magari rimodernato. L'uomo irregolare in cura psichiatrica, missione suicida, diceva. Gli obiettivi neri ed arabi. Giro di nuovo la pagina. Siamo sul quotidiano Il Giornale e anche qui ci si occupa di Belfast, perché noi non vogliamo arrivare a Belfast, ragazzi. Qualcuno di voi lo vorrebbe? Mi stanno arrivando messaggi su questo. Sarebbe la cartina di tornasole, forse, del non più ritorno. Belfast, la città a ferro e fuoco, un pogrom contro gli stranieri. Nuove violenze dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di sgozzare un passante. Mobilitazione social a centinaia in strada a volto coperto. Starmer inaccettabili. I movimenti di destra soffiano sul fuoco. Musk rilancia un post dell'estremista Robinson dicendo scendete in piazza. Appello della famiglia dell'aggredito, state calmi. E voi che cosa fareste dopo quello che è successo a Modena, il tizio che ha tirato sotto persone uccidendo, tagliando gambe, eccetera? Bisognava fare una roba del genere? 340 6709 659. Sto incitando la rivolta? Assolutamente no. Sto sondando i miei ascoltatori. Questi sono i momenti, secondo me, veri che una radio fa. Il resto sono tutte musica di qua, DJ di là. Questa è la radio, ok? Questa è la radio. Pagina 12, Lega, trovata la quadra, siamo sul quotidiano Il Giornale, Salvini e 4 vice, c'è Zaia. Capite come anche da un quotidiano all'altro cambia? Ufficialmente non è uscito granché dal federale di ieri, ma ognuno fantastica. Nomine rinviate al Consiglio,
il segretario valorizzerò gli amministratori, l'ex Doge che dice non esistono due leghe. E tu dici, ma come? Non voleva fare una cosa su modello bavarese, CDU, CSU, eccetera? Oltre allo storico governatore veneto, pronto a entrare nella squadra anche Fedriga, confermati ai vertici Sardone e Durigon. Quindi roba buona. Peccato che sui quotidiani quest'oggi, ammaliati da questa notizia del federale e del possibile Matteo Salvini che torna in Viminale, non parlino assolutamente che il 20 e 21 di questo mese la Lega si appresta a fare le primarie per eleggere il sindaco di Milano. Lo sapevate? No. Perché non ne parla nessuno, ne parliamo solo noi in radio. Vannacci gela Lilli, pagina 13 del giornale. Ieri Vannacci era sulla 7 nel covo dei comunisti. Io di destra vera. Il leader di Futuro Nazionale ospite della Gruber sulla 7 non fa sconti alla sinistra. Meloni con la Presidente del Consiglio ho tante idee in comune. Salvini non l'ho usato. La frecciata a Marina Berlusconi non ha un ruolo politico. I miei compagni di partito sono i rifiuti degli altri, una sporca dozzina. Quelli bravi li lasciamo a PD e 5 Stelle. Ha fatto la battuta. Le alleanze si faranno a ridosso delle elezioni. Quindi vuol dire che sarà quella patata bollente fino all'ultimo. La patata continuerà a essere bollente. Poi, sempre sul quotidiano Il Giornale, è interessante Alessandro Gnocchi parla del lessico del generale Vannacci. Tra il mondo al contrario e la parola remigrazione corre la distanza che separa la valutazione di un fenomeno dall'attuazione di un programma. Interessante analisi di Alessandro Gnocchi. La remigrazione ha sostituito la normalità degli esordi, sicuramente da leggere, ma anche il look, signori, ricorderete, se ne occupa Valeria Braghieri, dall'accappatoio al gessato, l'ufficiale atterrato in politica. Paginone solo per Vannacci, a pagina 13 del quotidiano Il Giornale, che noi molliamo e andiamo, anche un pochettino su Repubblica, dai. Gli USA lanciano un nuovo attacco all'Iran, centropagina, salta la riforma dei medici di famiglia. Doveva essere un decreto legge di 10 articoli che tratteggiava una riforma nella quale tra l'altro si prevedeva che una piccola parte dei medici di famiglia coprissero i turni nelle case di comunità. Ieri è diventato un provvedimento più prudente. In prima pagina, liti nella Lega, perso il DNA, rabbia sugli alleati, insomma roba buona. Compri Repubblica e poi muori, ma noi siamo coraggiosi e centriamo. Pagina 8, offensiva dei governatori al vertice della Lega. Abbiamo perso il DNA. Lo sfogo dei presidenti delle regioni sulla linea del segretario. Fontana lascia in polemica la riunione del federale mentre parla Siri. Ragazzi, roba pesante per Repubblica. Te l'ho detto, magari gli scappava la pipì. Ma in basso, subito, nella stessa pagina, fanno così i giornaloni, lo show di Vannacci in TV. I migranti vanno deportati, sono io la destra autentica. Ma falla pure, a noi non interessa essere la destra autentica. Noi le navi le blocchiamo, i migranti li abbiamo bloccati come Lega e non come destra autentica che inneggia la 10ª MAS. Siamo sempre sul quotidiano La Repubblica, pagina 9, tensioni sull'esecutivo, ora cambio di passo e Salvini va da Meloni. Nel conclave del Carroccio i timori per la fase di stallo. Giorgetti rilancia Matteo al Viminale prima del voto. Lo ha detto Giorgetti. Io mi fermo perché capite che è roba buona anche quella su Repubblica. La rivelazione del ministro dei trasporti. Mancano 9 mesi se si andrà alle elezioni ad aprile come è stato ipotizzato. E Giorgetti vorrebbe Matteo al Viminale prima del voto.
Che ne pensate? 340 6709 659, signori, siamo sempre sul quotidiano Repubblica, anche qui Belfast, notte di roghi dopo le violenze razzisti, codardi disgustosi, Leone, il Papa Leone contro la guerra nella Sagrada Famiglia, i cristiani non la fanno, ma poi la descrizione del personaggio parmitano, l'astronauta, da parte di Luca Fraioli, io sulla Luna? Mai dire mai. L'astronauta italiano sarà il pilota di Artemis 3, missione preparatoria in vista dell'allunaggio, ed è una cosa che ci piace tanto. Giro di nuovo la pagina e giro sul quotidiano La Stampa. Perché il fisco è ingiusto? È un virgolettato, perché oggi il quotidiano La Stampa intervista Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio. Le riforme aumentano le disparità. Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Ma attenzione, di spalla, oltre al centropagina, con ostaggi dei razzisti e la foto dei nuovi scontri di stanotte a Belfast dopo la caccia allo straniero che martedì ha sconvolto la città, e ripeto, anche noi siamo stati sconvolti da qualche straniero, se preferite italiano di seconda generazione. Vi chiedo cosa volete al 340 6709 659. Cosa volete fare? Ripeto, questa è l'essenza di una radio come la nostra. Insieme a tutto questo, però, la pagina 14 della Stampa è chiaramente una pagina che bacchetta la Lega, e la Stampa esiste per quello da sempre. Polveriera Lega, titola oggi il quotidiano La Stampa, con Salvini che mette le mani così, oh mamma mia, e adesso scontro in Consiglio federale tra i governatori del Nord, Salvini e i fedelissimi. Mercoledì nuovo vertice per nominare i vice, ma Zaia potrebbe non esserci. Stiamo parlando del quotidiano La Stampa, che infatti inizia il suo retroscena, e meno male che lo dice, con "c'eravamo tanto amati, non guardarmi, non ti sento". Dopo 3 ore di Consiglio federale scorrono i titoli di coda. Il film che va in scena a Montecitorio nella sala della Lega non ha un lieto fine. Va bene, d'accordo, mi fermo, ragazzi, e compratevelo La Stampa, ve lo comprate, ve lo leggete con calma, poi lo regalate al vostro vicino di casa comunista. Naturalmente dopo la Lega c'è Vannacci con la sua frase, attenzione, frase sibillina, pagina 15 della Stampa. Vannacci dice: aspetto Alemanno libero. Farò di tutto per essere davanti al carcere il 24 giugno, e lancia la sfida alla Premier Meloni. Dimostri di essere di destra. Roberto Vannacci e Gianni Alemanno, sempre più nuova coppia politica alla destra di Giorgia Meloni. L'ex generale attende la liberazione dell'ex sindaco di Roma, prevista per il 24 giugno, e probabilmente lo andrà a prendere di persona all'uscita dal carcere di Rebibbia. E vai! Arriva anche Alemanno nel partito del generale. Quell'ossessione a destra, così Meloni è caduta nella trappola del generale. Per la leader di Fratelli d'Italia, l'ex militare è anche una carta per arginare Marina B. Questa invece è l'analisi che fa in taglio basso Alessandro De Angelis, riprendendo naturalmente ciò che ha detto Vannacci, la Meloni e la stessa Marina Berlusconi. L'ultima segnalazione sulla Stampa, quella più ghiotta, perdonatemi, riguarda il gianduiotto conteso. A pagina 13, signori, Leonardo Di Paco vi racconta tutta la storia, le associazioni di artigiani contro la multinazionale svizzera Lindt, che è proprietaria del marchio torinese Caffarel. L'accusa è di ostacolare con un ricorso al TAR il percorso verso il riconoscimento dell'IGP del cioccolatino. E ragazzi, se come me siete ghiotti di questi cioccolatini, non potete assolutamente mancare alla lettura.
Quotidiano La Verità, titolo principale: la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero. E attenzione, questo è potente. Il nuovo slogan può essere prima gli stranieri, cioè la sanità sarà a pagamento se siete italiani residenti all'estero che venite a farvi curare qua in Italia, mentre per i clandestini è tutto gratis. So che in questo momento sto provocando parecchie incazzature perché sono moltissimi gli italiani che risiedono all'estero e che ascoltano questa radio, che ogni tanto vengono qua in Italia proprio per curarsi, perché da quelle parti magari le cure non sono un granché o costano. I connazionali emigrati sborseranno 2.000 euro l'anno per potersi curare in un ospedale della nostra penisola. Ci può stare, dato che non versano qui le tasse e vivono all'estero, però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa. La Cassazione. L'extracomunitario nel CPR va risarcito dallo Stato. È ancora una buona notizia, come no? La Verità quest'oggi ci va giù pesante. Daremo soldi all'Ucraina fino al 2069. I prestiti a Kiev costeranno all'Italia complessivamente 25 miliardi e dureranno 45 anni. Il rimborso dovrebbe iniziare nel 2033, ammesso che i quattrini vengano poi restituiti. Roba buona che ci fa sperare nel futuro. E io vado subito sulla Verità, pagina 2, perché è allarme sicurezza a Genova e l'opposizione svela i buchi del modello Salis. Escalation di aggressioni e violenze da parte di stranieri. La scelta del sindaco di sapere in anticipo le domande in conferenza stampa è un boomerang, così incolpa il governo. E in taglio basso, Belfast a fuoco dopo il video dell'africano killer. E stanno arrivando decine e decine di messaggi su questo argomento che vi leggerò nella seconda parte della mia trasmissione dopo le 11. La priorità a sinistra? Imbavagliare i cittadini esasperati dai clandestini, scrive oggi Francesco Borgonovo sulla Verità. CGIL e ANPI chiedono a sindaco e prefetto di vietare il corteo pro remigrazione che c'è questo sabato a Roma. E ho sentito che anche parecchi nostri ascoltatori ci andranno, non è una cosa lega, ma si parla di remigrazione. Il solito copione che impone la censura del dissenso, strillando al razzismo con tanto di manifestazioni di protesta degli Antifa. Vietato dire remigrazione. E io questo termine mi pare che ormai ve l'ho insegnato bene. Siamo sempre sulla Verità, pagina 5. Gli espatriati pagano la sanità, i clandestini no. Gli italiani andati a vivere all'estero dovranno sborsare 2.000 euro l'anno per potersi curare qui. La cosa ha una sua logica, visto che non versano più le tasse da noi, ma il fatto che gli immigrati abbiano tutto gratis crea una situazione da prima gli stranieri. Chi per lunghi anni è stato residente nel bel paese ha contribuito a far crescere PIL e servizi, ora vale meno dell'ultimo arrivato. Gli extracomunitari spesso affollano le corsie scambiando gli operatori del pronto soccorso per il proprio dottore personale. Giro di nuovo la pagina, ragazzi. Anche qui questa cosa che ci fa arrabbiare c'è, Alessandro De Rico. Per riavere indietro da Kiev 204 miliardi dati dall'Europa aspetteremo fino al 2069. I prestiti hanno scadenze anche a 45 anni e se l'Ucraina non potesse restituire i soldi, il buco verrebbe coperto dagli Stati membri. Per l'Italia un fardello da 25 miliardi, ma noi vogliamo bene all'Ucraina, vogliamo bene. Pagina 13, no a 2 leghe, si lavora a quella nuova, almeno questa è la frase che trapela su certi quotidiani. Nessuna nomina eclatante nel Consiglio federale di ieri, Zaia e Fedriga rimangono senza incarichi, almeno per ora. Il modello caldeggiato dal Doge resta quello bavarese, autonomista, legato alle imprese, ma serve un cambio di statuto per il Carroccio, che è quello, state tranquilli, che accadrà, almeno secondo il mago Varin. Cosa faccio?
Me ne vado? Eh sì, sono le 9:30. Devo proprio andarmene, signori. Se non fosse che ringraziamo Simone per la pazienza in regia, i vostri decine, guarda, ve li faccio vedere, guarda, tutti quelli in verde, li vedi? Tutti quelli in verde sono quelli che devo leggere ancora. I vostri WhatsApp al 340 67 09 659 a commento della rassegna stampa sono tutti qua in Frigor. A partire dalle ore 11 li leggeremo tutti.